Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Dopo una settimana dall'omicidio di Paolo Taormina, allo Zen momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono Lorefice e Isacchi. Presente anche la mamma di Paolo. Intanto il prefetto vieta per 3 mesi l'ingresso nelle zone rosse a chi ha precedenti per droga e rissa. A Favara, i familiari di Marianna Bello, la donna ancora dispersa nel naufragio del 1° ottobre, rompono il silenzio e annunciano un esposto in procura. La sorella: vogliamo verità e giustizia. A Canicattini Bagni, fiaccolata contro la violenza sulle donne dopo che un uomo ha ridotto in fin di vita a coltellate l'ex compagna. Telefono rosa Sicilia: bisogna denunciare i violenti e trovare il coraggio di parlarne in pubblico. Catania, le nostre telecamere sulla pista ciclabile di Librino, il tracciato ricoperto di vegetazione attraversa anche una maxi discarica. Macari, quarta Saggiantano, Suleima ora è una donna più matura. Calcio Serie B, il Palermo oggi in campo contro il Modena per il sorpasso, Barbera sold out per la super sfida contro la capolista di Sottil. I rosanero vogliono prendersi il primato in solitaria. Serie C è il giorno di Catania Salernitana, rossazzurri con Cicerelli recuperato. Nella Salernitana manca Frascatore, stadio Massimino verso il tutto esaurito. Bentrovati e ancora buona domenica. A distanza di una settimana dall'omicidio di Paolo Taormina, ieri allo Zen si è svolto un momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono Lorefice e Isacchi. Alla manifestazione era presente anche la mamma di Paolo. Sentiamo Marco Gulla. C'era anche la mamma di Paolo Taormina ieri sera allo Zen per dire basta alla violenza. A distanza di una settimana dall'omicidio del 21enne ad opera di Gaetano Maranzano, una veglia di preghiera si è svolta nel quartiere, finito ancora una volta nel mirino delle polemiche. Presenti il sindaco Lagalla, il prefetto e ovviamente arcivescovi di Palermo e Monreale, Corrado Lorefice e Gualtiero Isacchi. Mi sembra che siamo riusciti nell'intento. Certo alternativa, ma un convenire che ci ha fatto annunziare parole proprio a partire da questo quartiere che non può essere ancora una volta definito un quartiere periferico. Oggi dallo Zen sono partiti messaggi, parole che riempiono il cuore, soprattutto il messaggio di metterci tutti in marcia. Da questo luogo considerato periferia, considerato luogo di disagio, è possibile ripartire con una parola di speranza, che è la parola di Dio, una parola che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. La mamma di Paolo Taormina viene salutata dai tanti residenti dello Zen che hanno preso parte al momento di preghiera, oltre a tanti palermitani venuti da ogni parte della città. E Palermo non ne vuol più sentire di violenze, risse e dopo questo omicidio è ancora scossa e adesso il prefetto vieta nelle 3 zone rosse per 3 mesi l'ingresso a chi ha precedenti penali per droga e rissa. Stasera sit-in dei giovani di buona volontà voluto dall'arcivescovo. Sentiamo Orazio Longo. Il mercato della Vucceria, l'area Macheda Stazione e quella del Teatro Massimo. Sono queste le 3 zone rosse off limits per 3 mesi a Palermo nei confronti di chi ha precedenti penali per droga, rissa, lesioni personali, furto con strappo, rapina e altri reati specifici. A prevederlo l'ordinanza firmata dal prefetto. La misura, si legge nel provvedimento, ha la finalità di inibire nei luoghi della movida palermitana la presenza di persone già denunciate che condizionano l'ordinario svolgimento della convivenza civile. Tra le zone rosse anche quella dell'Olivella, dove nella notte tra sabato e domenica è stato ucciso il 21enne Paolo Taormina con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub e a decine di persone. I ragazzi del quartiere Bonagia, di dove era originario Taormina, sono scesi in piazza con le fiaccole accese, mentre l'arcivescovo Lorefice riunisce i giovani di buona volontà dello Zen. Il Tribunale dei minori ha emanato un provvedimento nei confronti del 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, impedendogli di vedere la figlia. Sul fronte delle indagini è caccia al branco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane dello Zen è stato accompagnato da altri 7 ragazzi. Tutti sono stati ascoltati dagli inquirenti. 4 sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati, mentre continuano le perquisizioni. E adesso a Favara, dove i familiari di Marianna Bello rompono il silenzio e annunciano un esposto alla procura. Le ricerche proseguono nel convogliatore di Piazza della Libertà.
Davide Sardo. Favara, il silenzio spezzato. I familiari di Marianna Bello, la giovane travolta dall'alluvione del 1° ottobre, parlano per la prima volta pubblicamente. La sorella e il marito, accompagnati dall'avvocato Salvatore Cusumano, lanciano un appello alle istituzioni: verità e giustizia per Marianna. L'unica speranza è che Marianna torni a casa, in qualsiasi condizione essa sia. Così abbiamo anche noi un po' di pace e che la nostra vita, così messa in subbuglio, vada un pochino sulla retta via e ci porteremo con noi sto dolore. Però sappiamo dove andare a piangere mia sorella. Chiediamo solo questo, che le ricerche continuino. L'avvocato Cusumano annuncia che dopo la conclusione delle ricerche presenteranno un esposto alla Procura di Agrigento per accertare eventuali responsabilità. Credo che sia fondamentale rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, e quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale, e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Intanto le ricerche continuano senza sosta, concentrate soprattutto nel convogliatore di Piazza della Libertà, nella speranza di ritrovare Marianna e far luce su questa tragedia. Interrogato dai magistrati, Paolo Passarello, il 34enne che lunedì scorso ha accoltellato la sua ex compagna Canicattini Bagni nel Siracusano, dice di non ricordare i particolari dell'aggressione. Intanto anche Canicattì si mobilita con una manifestazione silenziosa contro la violenza sulle donne. Francesco Aloi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Passarello, l'uomo che lunedì scorso ha accoltellato l'ex compagna. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha detto che nella sua memoria i minuti dell'aggressione sono offuscati. Ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico al braccio e pertanto non era nel pieno della propria capacità. Il 34enne resta in carcere a Cavadonna, accusato di avere tentato di uccidere Carola, la donna che diceva di amare, la stessa che poco tempo fa lo aveva denunciato per minacce. Intanto Canicattini Bagni, dove si è sfiorata la tragedia, è scesa in strada per tenere accesi i riflettori sulla triste piaga della violenza sulle donne. Speriamo che da non aggiungere Carola al triste primato delle altre due canicattinesi. Siamo stanchi di assistere a queste scene. Più di 70 le donne uccise in Italia in 10 mesi. Non tutte purtroppo trovano la forza di denunciare, a volte anche accettando le scuse finte di chi le maltratta, ma fondamentale è chiedere aiuto. Come intervenire, cosa fare di concreto? Sicuramente denunciare è la cosa fondamentale, su questo non si può prescindere perché, ripeto, la rete c'è, ci sono i CAV all'interno del territorio, ci sono i servizi sociali, ci sono le forze dell'ordine. L'associazione Telefono Rosa Sicilia incoraggia le donne vittime di violenza a non restare in silenzio. Roberta Lunghi. Le fiaccolate a sostegno, un movimento culturale che tenta di spingere a partire dalle scuole per sensibilizzare i più giovani, fidanzati, compagni o mariti di domani contro la violenza nei confronti delle donne. E poi ci sono le sentenze che rafforzano il concetto che denunciare e parlare è fondamentale, come quella del Tribunale di Catania che ha inflitto 16 anni al santone Pietro Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni che, secondo la procura etnea, sono stati consumati in una comunità di ispirazione cattolica. Gli imputati dovranno anche risarcire le 14 parti civili e tra queste l'associazione antiviolenza Telefono Rosa Sicilia. Il massimo della pena inflitta agli imputati rappresenta non soltanto un riconoscimento per le vittime che hanno avuto il coraggio di raccontare l'indicibile, ma anche per tutte quelle ragazze e quelle donne che in silenzio continuano a subire violenze, soprusi e manipolazioni. Per l'associazione antiviolenza ogni provento serve a rafforzare la sua rete di assistenza alle donne. Vogliamo rinnovare la nostra vicinanza a tutte quelle donne il cui coraggio e la cui determinazione sono state essenziali per il raggiungimento di questo risultato. Con questa sentenza vincono la verità e la giustizia e soprattutto vincono quelle donne, quelle giovani donne che, nonostante il dolore e le violenze subite, hanno deciso di non tacere.
Cambiamo argomento, andiamo a Catania. Vi mostriamo le condizioni della pista ciclabile di Librino, il percorso tra pericoli, rifiuti, rovi e in totale abbandono. Tonino De Mano. Dal tortuoso saliscendi di via Santa Sofia al percorso acquatico all'altezza di Faro Biscari, ai rigogliosi cespugli di Librino. Cercasi ciclisti, anche occasionali a Catania, dove la mobilità sostenibile fa a pugni con l'amara realtà di piste impraticabili e quindi impercorribili. Da queste parti andare in bici equivale ad una sfida, uscire indenni è già una vittoria. Quello che vedete è il percorso avventura attorno a Viale Moncada, dove naturalmente non c'è traccia di ciclisti e neanche di pedoni. Marciapiedi ricoperti di vegetazione spontanea, percorso ciclabile pieno di ostacoli, in curva manca un tombino, al suo posto un copertone, ed utilizzato solo da chi viene qui a scaricare rifiuti di ogni tipo. Sotto il ponte che porta agli orti urbani di Librino si assiste ad un tracciato horror, con una maxi discarica di pneumatici, sanitari e spazzatura. I segni a terra non sono di bici, ma di auto e furgoni che arrivano, scaricano e se ne vanno. Non le manda a dire il consigliere del sesto municipio Iannone, che sollecita interventi urgenti di pulizia e di sorveglianza. I ciclisti non si vedono perché la pista è impercorribile, sterpaglie, erba spontanea, tutti interventi che l'amministrazione non ha mai fatto. Queste tra l'altro non sono state mai inaugurate e consegnate e per questo motivo non è possibile creare un piano di manutenzione ordinaria. Sono state spese decine di migliaia di euro per la realizzazione di queste piste ciclabili e probabilmente ce ne vorranno altrettanti per ripristinarle. A Librino la pista c'è, il parcheggio per le bici pure, ma mancano i protagonisti, i ciclisti, anche occasionali. Breve pausa, a tra poco. A Catania, volontari della base NATO di Sigonella e volontari del Rotaract hanno bonificato il Parco Falcone. Vediamo con Tonino De Mano. Prima la pulizia, poi la tinteggiatura delle panchine. Volontari americani appartenenti alla NAS, Sigonella e Rotaract, Catania Ovest, protagonisti al Parco Falcone, nel tentativo riuscito di renderlo più vivibile e quindi accogliente. Ancora una volta, iniziative di solidarietà si sostituiscono al disinteresse e all'inciviltà di quanti utilizzano la piazza per abbandonare rifiuti di ogni tipo. Siamo qui per riqualificare questo parco e renderlo più accogliente. Iniziativa gradita dai fruitori del parco. Ci hanno ringraziato per questa bellissima iniziativa di volontariato. Alla sinergica azione di bonifica hanno preso parte anche un gruppo di giovani della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni che si sono uniti con entusiasmo ai volontari della base americana e al Rotaract. Abbiamo scelto questo parco, bellissima struttura, per cercare di sistemarla un attimino e renderla più fruibile ai nostri cittadini. La giornata si è trasformata in un momento di condivisione e rispetto dell'ambiente, unendo culture e generazioni diverse nel segno della solidarietà e del bene comune. Parliamo di TV, stasera torna su Rai 1 la fiction Macari, girata in provincia di Trapani con un cast tutto siciliano. La quarta stagione della serie profuma come sempre di mare, misteri, ironia e tanta Sicilia. La bravissima attrice catanese Ester Pantano ci ha dato qualche anticipazione. Sentiamo con Eva Spampinato. Tra separazioni, ritorni e colpi di scena, Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, affronta una vicenda privata inaspettata e anche una piccola separazione dalla sua Suleima, la brevissima attrice catanese Ester Pantano. Torna Suleima cambiata, Suleima che continua a confermare il suo essere una donna che trova sempre il giusto compromesso senza mai sacrificare quelli che sono i suoi obiettivi e soprattutto i sacrifici che ha fatto fino ad adesso per diventare architetta. Cambiata la visione del trapanese, di quella zona, è proprio cambiato il turismo, sono successe delle cose bellissime. Lo dramma che ci circonda, come quello che è successo da poco a Palermo. Questo è un po' un clima di terrore che quindi invita ancora di più le persone ad essere. Breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio e alle sfide di oggi pomeriggio. A tra poco.
Rieccoci al calcio. Il Palermo oggi in campo contro il Modena per il sorpasso in vetta e per lanciare un nuovo segnale al campionato. Davanti a un Barbera sold out e contro la capolista di Sottil, i rosanero vogliono prendersi il primato in solitaria. Marco Gullà. Operazione sorpasso, il Palermo ha messo la freccia e oggi al Barbera contro la capolista Modena una vittoria potrebbe regalare ai rosanero il trono del campionato. Un'altra prova di maturità per la compagine di Pippo Inzaghi. Visto i risultati anche di oggi, rimanere al secondo posto prima di giocare è un grandissimo vantaggio che dobbiamo sfruttare. Avevo chiesto alla squadra, per me la ciliegina sulla torta era la Spezia, perché dovevamo chiudere quella settimana con una vittoria importante. Questa è un'ennesima prova di maturità, però la squadra mi sta piacendo. È chiaro che la cosa certa è che ci vorrà pazienza, bisogna sfruttare il nostro fattore campo. Rientrano Ranocchi e Gomis, fuori invece Bani e Giasi, Palumbo e Brunori sulla tre quarti in vantaggio sulle Duaron. Oggi Barbera sold out. Avere tutta quella gente sugli spalti deve essere un grandissimo vantaggio per noi, però affrontiamo una squadra che non è prima per caso, una squadra forte, però insomma noi penso che domenica dopo domenica la nostra percezione di forza aumenta. Fischio d'inizio alle 15. È il giorno di Catania-Salernitana, partita big match della giornata in Serie C. Rossazzurri con Cicerelli recuperato, si deve vedere se entrerà in campo fin dall'inizio. Nella Salernitana manca invece Frascatore. Il Massimino è verso il tutto esaurito. Francesco Triolo. Il Catania va all'assalto del primo posto, almeno per avvicinarlo. Catania-Salernitana può essere una partita a spartiacque per il prossimo cammino dei rossazzurri, anche se Mimmo Toscano si è affrettato ad allentare la pressione sui suoi durante la conferenza stampa di presentazione del match. Per quello che ha dimostrato la Salernitana, più la tieni lontano dall'area di rigore, meno possibilità di crearti pericoli gli dai. Stretto sui reparti, niente punti di riferimento. Questo è il Catania secondo l'indicazione di Mimmo Toscano, che chiede ai suoi giocatori di curare al massimo i dettagli della partita, quelli che faranno la differenza sul fronte squadra. Aloi e Cicerelli sono disponibili, Caturano ha una voglia matta, ma le indicazioni dell'allenatore rossazzurro si fermano qui. Buona formazione. Se la cava con una battuta ed un sorriso. Mimmo Toscano sull'11 titolare d'ausilio è il favorito se Cicerelli non dovesse farcela. Difesa formata da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini. A centrocampo Quaini va verso la conferma accanto a Di Tacchio con Casasola e Donnarumma sulle fasce. In avanti il titolare sarà Forte inizialmente. Nella Salernitana out Frascatore. Raffaele va verso la conferma della formazione di Monopoli con un solo dubbio, quello dell'assetto offensivo. Tutto ruota intorno alla scelta del modulo. Potrebbe confermare il tridente visto nelle ultime due uscite con Ferraris alle spalle di Ferrari e Inglese, oppure optare per un centrocampista in più e tornare al 3-5-2 adottato sino a 2 settimane fa. Lo vedremo insieme dalle 14, quando prima della gara partirà diretta stadio. Su Telecolor anticipazioni, formazione, la partita e le parole dei diretti protagonisti di Catania Salernitana. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica, prossimo appuntamento alle prossime edizioni di Sicilia 24.